dietro al mio mondo con tutti i vizi miei. Adesso me lo riprendo, decrepito se mai. Io non lo metto, lontano non andrei, non lo sopporterei. Distaccarmi un solo istante dal mondo. Non cancellate il mio mondo. Mi resta solo il mio mondo. Un giorno si racconterà una vecchia favola. C'era una volta un orco cattivo che si nutriva della solitudine dei bambini, la solitudine di un bimbo senza infanzia, di una famiglia senza amore, la solitudine di non avere amici, la solitudine di dire la verità e non essere creduto, la solitudine di trovarsi in una stanza piena di gente ed essere soli. La solitudine è avere paura di ridere e sentirsi in colpa per tutta la vita e non essere capace di fidarti. Ma un giorno l'orco incontrò sulla sua strada una parola che mise fine al suo nutrimento. L'amore, 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 l'amore. Prendimi, prova a prendermi, a bruciare le mie partenze adesso. Muoviti fra le rapide del mio vivere, con la mia esperienza provaci a raggiungermi con il peso dei tuoi rimpianti addosso. Facile, troppo facile, giudicare poi, non buttarsi in gioco mai. Provaci a riemergere da quei sogni che il tuo silenzio ha ucciso. Che ne sai dell'origine delle lacrime se non hai mai pianto? Provaci a scommettere che al traguardo tu non sarai secondo. Agile è quest'anima, non puoi vincerla, non la puoi ingannare più.
vita con me. Ora su, canta, canta e non smettere più. In chiesa l'osteria, in galera o in trincea, bambino o vecchio tu, canta, canta e non smettere più. Mi canta una canzone puntuale, mi troverai qui. Così, 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 così. In chiesa all'osteria, canta, canta e non smettere più. Mi avrà una canzone puntuale, mi troverai qui. Così, così, così. Come mi vorresti, vediamo un po'. Prendi la matita, ti seguirò, fammi un esempio.
Ah, no. Cercami come, quando e dove vuoi, cercami, è più facile che mai, cercami, non soltanto nel bisogno, tu cercami, con la volontà e l'impegno, reinventami. Sono stato invadente, eccessivo lo so, il pagliaccio di sempre, anche quello era amore però. Oggi che fatica che si fa, cancellami, tu mi dirai che uomo mai ti aspetti, non mi perdo l'insicurezza che mi dai, l'anima qui farò tacere pure lei, se mai vivrò di questa clandestinità.
Grazie, ben trovati. Come state? Viva Dio. È tutto a posto? Allora, io veramente non ho parole per descrivere quanto sia stato importante. Scusate il fiatore, ma l'età purtroppo che è avanti, non c'è niente da ridere purtroppo. Però veramente vi vorrei ringraziare per questa vostra presenza, perché non era importante non solo per, era importante non solo per la musica in generale, ma come vedremo più avanti nel corso di questo spettacolo era importante esserci perché c'è una nobile causa che un pochino lega. Io ne la faccio. Che lega un pochino i denominatori comuni di questa bellissima serata. Io però c'è una parola sola, c'ha ragione pure te, se era così facile. Comunque la prossima canzone parla un pochino di quanto è importante riconoscersi in una determinata condizione, in una determinata posizione. La nostra locazione deve essere assolutamente trovabile in ogni momento, perché sennò poi succedono degli eventi un pochino spiacevoli e questo non è assolutamente nelle nostre intenzioni. Quindi attribuiamoci questa faccia. Me le facce davanti a voi, difendetevi. Cerca di un padrone, ne si è perso, abbandonatela, fretta di fuggi, pura distrazione, pace mai trovata, o intenzionalmente faccia a volte senza nome, schedate dalla polizia, vecchie conoscenze, fumo ed apparenze, giusta conseguenza di una torbida esistenza. Buffe, innocenti, bruciate, pace che non vorresti avere mai. Faccia arrivi dove vuoi, ma se non ispira, afferra l'occasione, dagli una strada, via col bisturi, ma se ti affezioni allora, quella faccia non la molli. Come ne vai fiero, quella faccia è rara, ti piccai in un uomo vero, rughe e neri, a chi
come dentro pieno e con le mance in tasca sei un signore. A questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre quella strega è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così banale, diventerà finalmente un po' cordiale, ti sentirai più forte, un uomo vero, oh sì, parlando della casa da comprare, già, e lei ti premierà, offrendosi col lancio, l'avrai, con lancio e con amore, l'avrai, ma tu non sai il prezzo che dovrai pagare. Sì signora, è ancora a letto con la febbre del suo bambino, che peccato, vuole anche il formaggino, la vita dietro a banca a costruire, un avvenire che le possa dare, la sicurezza, un'auto, qualcosa da invidiare. Che dovrai pagare. Scappa, fuggi e salva qualche cosa in te e non lasciarli fare, non diventare un uomo da bruciare. Oh, no, no. Grazie. Ne combiniamo di marachelle. Sarebbe il momento, almeno sotto Natale, di fare una letterina a Babbo Natale, un pochino chiedere questi regali, ma facendoci un pochino un piccolo esame di coscienza, perché forse qualche impiccetto l'abbiamo combinato tutti, Forse è meglio, forse è arrivato il momento. È arrivato il momento di pentirsi, c'è aria di pentimenti. Mi ha spinto nel buio e poi si è pentito, potrò mai perdonarlo?
la gente questa qua. Aria di pentimenti, bell'esempio complimenti, le apparenze sono salve sì. Una mano di vernice, sostituire una cornice, gratta gratta e marcia ancora là. Pentirti non ti servirà. Risoluti e quanta miseria che c'è a rattoppare quei buchi che rancorate, le tasche piene di niente, eppure la vita è con noi. Si abbuffi pure il Signore, vedrai che conto vedrai. Anime, labili, nomini a un tratto infallibili. Eccoli, guardali, ubriachi di petrolio, hanno tutta una piede, che spingono persino i loro figli verso il buio delle idee. Hai voglia di cambiare paese, nome, identità. La voce del rimorso può seguirti anche fino all'aldilà. Forza confessionale, tutti a farsi benedire, storie rigenerate qui. È il giorno del giudizio, liberarsi d'ogni vizio, non si può più vivere così. Tutti d'accordo adesso sì. Languisci, gemi, contorci, vittime ancora noi. Meglio sarebbe saldare il tuo conto, lo sai. Lacrime, facili, uomini a un tratto patetici. Lisciato, cremato, e viva l'ignoranza, se siete giunti fino a qui. Non certo neanche noi siamo perfetti, ma almeno onesti, questo sì. Li abbiamo avuti accanto, disseminati per la via. Speriamo salti un generoso vento e che vi passi tutti via. Via, 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 via! Allora dimmi, diventi o no? Aria di pentimenti, se ti vedi, non lo so. Aria di pentimenti, se ti vedi, non lo so. Diventi, oh no, aria di pentimenti. Grazie. È arrivata la volta di fare un pochino i conti con un corpo che a volte ci cambia. Un pochino lo vorremmo come noi vorremmo, sempre bello tirato, tutto di muscoletti, ma l'età incalza e un pochino uno già gliela faceva come gliela facevo io, ma faccio due passi, già non gliela faccio più, per cui un pochino questo è il gioco, è il giochetto della vita. È inutile che uno si incazza, è così purtroppo. Io pure prima ero bello. Adesso magari io so, scusa, non so, sta male rivista, stiamo.
Sono ancora bello. Ridete questa cazzata. Quindi un pochino il nostro corpo muta, non è più quello di una volta, ma nonostante tutto il nostro hard disk rimane quello di un tempo. La voglia di fare le cose, grazie a Dio, non è quella che abbiamo sulla nostra patente o sulla carta d'identità, ma è quella che abbiamo un pochino nella nostra anima. Questa canzone parla di gioventù. Qual è il confine tra la forza e l'ingenuità della gioventù? Che si butta via, che non basta mai, bella gioventù, tra illusioni e guai, bella, imprendibile tu sei, quella permissiva che perdona e che disarma. Ingenuità, bella gioventù, assordante sì, da mordere e fuggire, bella da non dire, di te si può morire, viva, da confonderci le idee, folle, ancor più delle maree, così proibita. Io tante anni che inspiegabilmente non saranno mai sazi di te. Era quella stella, falla tornare su, non spezzare quel volo, non puoi farcela solo, dagli aria importanza, giudizio e prudenza, il meglio della vita lo spendi proprio qua. È l'età generosa, è una sana bugia, gioventù travagliata, deviata, delusa, finita su un altro dici. Bella anche di più, quando te ne vai, quanto male fai a chi resta lì fra inutili trofei. Grande chi resta accanto a te, anche se hai il grigio dentro sé, se il biondo sfuma e l'acne non c'è più, da quella malattia non guarire mai, è la gioventù. Riaccendi quella stella, se non ti
C'era una volta, qualche tempo fa, in un quartiere che si chiama San Paolo, un ragazzetto un po' stravagante, un po' mattacchione. Mi ricordo una volta che mio padre, che è qui presente, e anche mia madre, ma senti, non è che sono matto solo io, siamo tutti matti qui. Dicevamo che qualche tempo fa mio padre mi scoprì che io ero sulla scrivania, invece di studiare in piedi, quasi toccavo con la capoccia al soffitto, con una chitarra finta che era una chitarra copiata dai Genesis di cartone. Io non ho mai saputo suonare, anzi vorrei intanto facessimo un grande applauso intanto a lui. Quando erano anche gli altri. Aspetta, una cosa. Abbiamo 4-5 ore stasera, non state a preoccupare. E quindi questo matto che girava per casa con sti microfoni finti, con la batteria finta, era tutto finto. Poi, eppure, la bambola di gomma, che volevate insinuare? Ma tu guarda che in camerino. E te? In camerino, la bambola di gomma. Allora dicevamo che, quindi questo mattacchione che giocava un po' così a fare l'artista, poi aveva nella sua collezione di dischi una varietà enorme appunto di lavori di Peter Gabriel, di David Bowie, di tantissimi artisti che un pochino hanno fatto la storia di tutto il mondo, quindi avevo nella mia memoria una serie di miti. Poi chissà com'è, è arrivato un altro che forse voi conoscete appena, un altro, uno simile. All'origine delle lacrime della commozione, dove tu non mi hai visto mai impazzire, poi inneggiare ai miti miei. La passione è fuori moda,
Svegliami se c'è musica nell'inedia di vita, ispirazione. Svegliami e stordiscimi con la verità di una tua canzone. Svegliami dalle vanità di speranze che nascono già stanche. Parlami, arricchiscimi con i sogni tuoi o non mi svegliare più. Svegliami, arricchiscimi il talento che al buio sta morendo. Sfidami a scommettere che le note tue cambieranno il mondo. Svegliami e conquistami con un brivido intenso sulla schiena. Guardami e riaccendi per l'orizzonte che esaltava i miti miei. Non addormentarti mai. Svegliami, svegliami, svegliami. Senza essere mai stati amati? Bella, bella, bella.
gli occhi stanti già in su, una Madonna magra tu, gli occhi proprio no, i capelli nemmeno un po'. Bella perfetta tu, non che già mi ha pensato su, poi detto all'istante sì, ed il bello sta proprio qui, uomini intorno a te, se ne infila anche il 3 per 3, e la tua compagnia si fa sempre più un'utopia. Quanto mi vuoi, come mi vuoi, perché mi vuoi, Mara, Mara. Ecco la mia famiglia, quanto siete belli, bravi, bravi. Non iniziamo a ridere che si mette male, poi che ci tiro qua, ma poi mi devono fare i cosi cardiaci. C'è una canzone che era nostra premura offrirvi, perché in realtà nonostante sta già arrivando l'ambulanza va mentre finalmente sai che mostro sei.
Teresa Mariano ancora ci manca un po', sembrava una cosa quella per a Divino Amore. Non iniziate a ridere, qua c'è un professionista che ho riso per 2 giorni e 2 notti. Mi hanno fatti iniezioni, ma quella era colpa tua, era un'altra cosa. Diceva quello. Che diceva? Per cui c'è una canzone che era veramente nostra premura offrirvi, perché questo tema che è davvero increscioso, che un pochino dovrebbe entrare nelle case di tutti per far sì che questa piaga allucinante venga un pochino scongiurata di questi poveri bambini. Angeli. Cambia il tempo, forse pioverà, un pensiero oltre i vetri va, sotto braccio alla malinconia, ritrovare il sole, che ironia. Dove siete adesso, amici miei? Questo inverno non finisce mai. Nell'orecchio il vostro canto, io non vi ho abbastanza pianto. Quanta pena vedervi andare via. Angeli fuori, senza fortuna, senza una stella sulla bandiera. Bene eroi di questa guerra, ma chissà se qualcuno sa, non è costato non essere qua. Qualcuno a bordo dei suoi
meraviglia. Grazie. Motivazione pure. Questa canzone parla, voi lo sapete, questa canzone a me è veramente una canzone che mi dà tanta simpatia, perché sono andato a finire in una zona un pochino residenziale, ma il mio cuore è rimasto qui alla Garbante, perché io ho il parcheggio privato e scendo non vedo nessuno. Prima andavo a pigliare il caffè, ci mettevo 73 minuti, e quello e quell'altro, i cacchi di quello, di quell'altro, però era divertente. Mo facciate via, che lo posso io. Un applauso a loro, perché loro, tutto sommato, hanno una prerogativa, una peculiarità che noi adulti non abbiamo più, che loro sono puri, loro non hanno la preoccupazione di vedere se quello ha le scarpe più belle delle tue o se ha un colore della pelle diverso dal tuo. I bambini tutto sommato riescono a coesistere come dovremmo fare noi, invece noi 2000 p. Perché non bleffano mai, perché non hanno mai parenti e non li adottano, sempre disposti a accomodati, figli dell'altra metà, dalle carezze distanti, ricchi di realtà, che bella razza accidente. Marciano uniti e compatti per affrontare i guai, miseria e novità, convivono così. E poi che Galateo, ricorda sono interventi, non distinguerai. Ai 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 ai, perché? Sono senza contati e non possiedono un carnet, non sono soggetti ai rapimenti, sono perdenti e tra 120 idee, cosa se ne faranno poi, se non si contano i passaggi della cintura ormai, creato chi non sa.
Ne è passato di tempo. Ne è passato di tempo perché c'è stato un fenomeno di magia. Ne è passato di tempo quando a crederci ero solo io. Poi è nata questa strana magia, questo... Fammi un pezzetto un po' sotto. San Maurizio Costanzo Show. Fatti sentire. Demo. E dai, fammi un pezzettino, volevo fare tutta una cosa. Pedigrinico di voce abbiamo. Dal teatro in Portico di Roma. Daniele Si Nasce Show. Dovete sapere, perché io vorrei anche un pochino raccontarvi delle cose che non è solo sul palcoscenico poi alla fine che uno si fregia di essere un artista. Io dovete sapere che ho preso un 4 su un progetto, perché io, voi sapete, forse lo sanno un po' tutti, io ho fatto la scuola per il geometra e una volta si usavano le scenografie, questi rotoloni che per incollarli in te dico, mica c'era lo scotch, io ho una certa età, bisognava usare la farina con l'acqua, adesso sto scherzando, c'era lo scotch, nessuno era, vabbè lo scotch c'era, sì, almeno lo scotch, dai, non dico la televisione, ma almeno. E quindi così per divertirmi, ma anche per divertire, che è stato un pochino sempre, un pochino il mio hobby, in mezzo a questo progetto che era lungo tipo una decina di metri, ci misi una cosa che feci io a China di Peter Gabriel. Il progetto era perfetto. 4. È così che va. È così che va. Perché c'è una grande umertà, c'è una grande voglia di omologazione. Non te l'ho detto che sono a pezzetto? E sto da solo. Ma no, cosa, Costanzo? Ancora gente, dai, ricordo. E c'è ragione pure te, che vuoi fa? Gente. E quindi è per questo che io poi questi vestiti da geometra, sta cravatta, questa un pochino mi andavano un po' storti e quindi vedi mi hai fatto pure dimenticare quello che volevo dire. Comunque fatto sta che da quel viale Leonardo da Vinci è nata una magia, ma la magia non è soltanto la mia, perché quando ho iniziato eravamo in 2 a crederci, io e un certo Daniele Quartapelle, eravamo solo in 2. Poi la magia è stata la vostra, che mi avete fatto compagnia tante e tante volte. Soli, non siamo soli mai, vedi, ne abbiamo di
insieme a quell'idea. Amo chi non mi fermerò e chissà questa canzone quanta strada farà. Soli non si è più soli se vivrà l'artista che è in te. Grazie. 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 Bene o male non lo so, se la vita agli occhi tuoi, un amore grande noi peschiamo nella fantasia, che è tra verdi di Bahia, al timone nella follia, e ci ritroviamo in alto mare, per poi lasciarsi andare sull'onda che ti butta giù e poi ti scaglia verso tu e respirare in alto mare come una gelida ammazzare. Io tocco che tornare giù per dirsi non si vola più. Tranquilla, mi parla
seguire finché ti va. Facciamo gli ospiti, cioè vogliamo gli ospiti. Tante grazie. Io vorrei intanto facessimo un grande applauso a loro che stanno svolgendo un lavoro egregio. Del resto da soli non si fa assolutamente nulla, per cui uno staff così ben assortito e così ben preparato veramente merita il vostro applauso. Io vorrei fare un piccolissimo fuori programma, vorrei chiamare sul palco il rappresentante, questa sera non è potuto venire, Massimiliano Frassi dell'associazione Prometeo. Vorrei chiamare qui sul palco soltanto per un istante il rappresentante che è venuto al posto di Massimiliano, se c'è in giro in sala da qualche parte, e un'altra grandissima anima, quella di Giampiero Fiacchini, che spero che è stato tra i primi a riconoscere che è importante urlare, non soltanto dire povere anime, ma anche fare qualcosa più concretamente, perché è così che si possono vincere le battaglie. Io volevo ringraziare tutti quanti da parte dell'associazione Prometeo. Massimiliano Frassi non è potuto intervenire alla serata per un imprevisto,
Vi ringrazio tutti, ringrazio chi ci ha ospitato e ha voluto portare avanti la causa che riguarda tutti i bambini e in generale l'infanzia violata. Grazie ancora a tutti quanti. Io sono onorato di rappresentare insieme a Prometeo questa serata che Daniele ha messo, i ragazzi hanno messo a disposizione di Prometeo. Voglio ricordare che Massimiliano Frassi è uno dei più grossi sorcini che abbiamo nel panorama al di là delle ringhiere, come qualcuno dice, ed è un onore sapere che Massimiliano Frassi prende spunto da Renato, dalle canzoni di Renato, per fare questa battaglia. E devo dire, e Daniele ve lo può sicuramente dare come riferimento, che sono cose che lasciano inorriditi, cioè sapere che in Africa ci siano queste cose, insomma ci sia una tratta di bambini, ancora di queste cose, anche se è il terzo mondo, però voglio dire, fa male sapere che in Italia, in una nazione dove, voglio dire, la telefonia, i computer, la gente vive tranquillamente facendo delle spese, come vediamo adesso, pazze, fregandone forse molto di quello che ci sta poi vicino e quello che vediamo ogni giorno, ma in Italia esistono, e Massimiliano e Prometeo li stanno combattendo. Esiste gente che prende questi bambini, li porta in posti, case o luoghi fuori dalla portata degli occhi indiscreti, ne abusa, li riporta a scuola, li riporta nelle case, e questi bambini di 4-5 anni, per non dire altro, praticamente non sono più bambini, non hanno più, come abbiamo potuto vedere stasera, questa voglia di giocare, di stare insieme agli altri e tutto quanto. E le famiglie si ritrovano ad avere un dramma in casa, perché non sono neanche supportate. L'ultima battaglia che ha fatto Massimiliano è una condanna per 2 pedofili. Massimiliano è a rischio che da un momento all'altro gli possono fare qualche cosa, perché lui lotta da solo, cioè, vuol dire, non abbiamo il Teleton per queste cose, purtroppo, non abbiamo la sensibilità, la televisione, eccetera. L'altro ieri mi hanno detto che in una trasmissione di Grande Auditel a Canale 5, parlo di Amici, c'è questo ragazzo di 17 anni che ha nominato Prometeo, stava dicendo Prometeo, quello che faceva Prometeo, è stato tagliato, cioè mentre lui parlava gli hanno parlato sopra e hanno cambiato discorso, perché queste cose fanno male. Non si può sentire un ragazzo di 17 anni che lancia dei messaggi così. Quindi questa persona veramente lotta da solo, lotta con le proprie sue forze, lotta perché crede in questa cosa, lotta perché lui l'ha vista. I libri che stanno fuori vi raccontano della Romania, ma vi raccontano della Romania e poi andiamo a vedere a Bergamo, a Brescia, e poi andiamo a vedere a Palermo, cioè stiamo qua, e andiamo a vedere a Roma, perché anche a Roma è successo. Io ultimamente, adesso finisco, però voglio dire, queste sono cose che non mi riguardano, non ti riguardano perché non succedono qua, eccetera. Invece non è vero. Ultimamente nel giardino del mio condominio che non è più la borgata ma è un condominio di gente rispettabile e tutto quanto, un uomo di 40 anni
si è avvicinato a mia figlia e a altri bambini facendo delle foto. Io stavo fuori in tournée, mia moglie, sapendo questa cosa e avendo questa amicizia con Massimiliano, quindi leggendo i libri di Massimiliano, mia moglie si è informata, è andata da quest'uomo e gli ha detto: ma perché tu fai foto ai bambini? Lo sai che è vietato fare foto ai bambini. Le altre madri pensavano che era una cosa normale. Mia moglie è andata da questo e gli ha detto: ma il giorno dopo, o 2 giorni dopo, lui ha ridato il rullino che era non si sa come vuoto, ha ridato il rullino a mia moglie di quelle foto, ma dopo 2 giorni questa persona non si è fatta più vedere. E io sto parlando di qua, sto parlando di una cosa che ipoteticamente poteva succedere a mia figlia o all'amica di mia figlia, essere portata in casa. Cioè, dobbiamo renderci conto che purtroppo è una cosa raccapricciante che succede qua. Bisogna stare sicuramente attenti ai figli, parlarci, chiedergli chi hanno visto, con chi sono stati, tutto. E questo è sicuramente quello che può evitare queste cose, non la scienza, le cose, blocchiamo. Questa è la necessità di sapere quello che tuo figlio fa tutti i giorni, anche a scuola purtroppo, anche fuori. Qui ci sono implicati anche dei preti e abbiamo visto che in America sono stati condannati questi preti. Insomma, voglio dire, è una realtà che purtroppo ci riguarda, perché l'altro giorno hanno fatto un servizio su Italia 1 di questo scambio di merce giù, stavano dove fanno i massaggi lì, hanno fatto vedere ragazzini di 2-3 anni, capito, prostituirsi, insomma, ma lì stanno alla fame. Cioè, è difficile poi pensare che al poliziotto non gli dai $10 e il ragazzino te lo fa portare lui. Ma io sto parlando dell'Italia, sto parlando dell'Europa, sto parlando di Roma, sto parlando di Brescia, di Bergamo. E questo è il messaggio che mi ha dato Prometeo, e io sto portando avanti, perché è una causa che sento vicina, perché io ho dei figli e la sento vicina, e non capivo perché, capivo la Romania, capivo i problemi, tutto quanto, ma non capivo che in Italia poteva succedere una cosa del genere. E sta succedendo, e succede, e purtroppo abbiamo delle persone che neanche te lo fanno conoscere questo problema, capito? Si insabbia subito. Comunque grazie a Prometeo, grazie a Daniele. È inutile che io continui su questo argomento, perché credo che lui abbia un pochino ragguagliato su quello che è il problema. Io vorrei un pochino far breccia su questa Roma che è grande, perché si inizia dalle piccole cose per farle diventare grandi. Qualche giorno fa stavo prendendo la metropolitana e vedevo 2 persone di colore, l'ho viste da lontano. Batti a immaginare che stavano parlando italiano, tutte e 2. Sapete, perlomeno in Africa ci saranno 5.000 dialetti, e ogni dialetto è come una lingua, il cinese e l'italiano e il cirillico, per cui Roma può accogliere e dare una lingua. Immaginiamoci se può combattere la pedofilia. Ha spento il mio sorriso, ha chiuso i miei occhi, ha bruciato la mia anima.
ci renda l'anima. Qualcuno mi renda l'anima. Cresciuti con un sorriso addosso, bambini, ormai non siamo più, viviamo un aquilone rosso per un'anima, per un'anima, per un'anima. Per quella stessa anima, un'anima, Sarò mai libera di diventare la persona che desidero essere? Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su d'una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu una sposa, mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la luna.
abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai grandi e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. Fatti sentire. La nostra vita, la nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita, la nostra vita, la loro vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. Sì che puoi fare. Stringi. Io vorrei ringraziare delle persone perché è davvero importante che questo messaggio non vada dopo questa sera nel cestino come si fa sul computer. Non saremmo degni di questo Natale. Io inizierei con una campagna autoconvincente, perché usciti da qua, se ci dimentichiamo di questa serata, non è servita a cazzo. Quindi è importante che da domani, da questa sera, andiamo a dormire tardi, Del resto, come si fa? Come si fa a dimenticarci del nostro denominatore comune? Nella lista, in alcune liste, mi hanno dato dello zircone. È vero che è nato in diamante, ma no zircone. Che ne so, uno smeraldino, una
gemmetta da indianetto, che non zircone, no, e beh sì, insercio de Rocca Priora. Per cui non dobbiamo dimenticare qual è. E sapete che io non sono capace a fare sviolinate, non l'ho mai fatte e sono un po', diciamo un po' un brocco e forse non sarei capace e forse non sarei neanche credibile. Ma il denominatore comune, come diceva Giampiero poc'anzi, il motivo, io mi prendo per carità il mio piccolo merito, ma è perché c'è un diamante. Che passione lo faresti senza trucchi disonesti, mi ameresti, non lo so, e vivresti di quel poco che ti do. Sembra facile lanciarsi, ma non è sempre così, con i giorni che ti inseguono e ti inchioderanno lì. Le promesse sono le stesse come i gesti, la paura di sentirsi un po' diversi, quei percorsi delle mani, quell'idea di libertà, l'illusione che domani quel tormento passerà. Io non sono più sicuro di riuscire a dire chissà cosa per tenerti ancora qui. Devi fuggire adesso, vai via tranquillamente, dormo, vai via, ma fallo prima che io cambi idea. Mi arrangerò, promesso, non sarò io, non sarò io il grande seduttore. Ora se vuoi non farmi male, vai via così, senza nessun rumore, vai. Mi ameresti, non provarci, perderesti da una vita stravissuta e ti aspetti. Noi non siamo tutti uguali, ma l'amore non lo sa e fa danni devastanti ovunque va. È difficile capire il momento quale sia, se lottare o rinunciare, se è un bisogno, una mania. Mi ameresti, sono certo, mi ameresti, come è vero che col tempo capiresti che il sorriso coda darti sufficiente non sarà per cacciarti a già tanto. Quanto è stanco non si sa, c'è più amore a scoraggiarti, a mentirti, a dirti no, quello che meriteresti è il coraggio che non do. Devi fuggire adesso, vai più veloce
Assistente di palco, Cristiano.
fotografia di Stefania Palma. E di Alessandra Patella. Dov'è? Eccola. Vorrei ringraziare il Teatro in Portico che ci ha assistito in tutto quello che ci potesse servire. Io vorrei ringraziare veramente con tutto il cuore il patrocinio di Zenzero e tutto il suo staff. Vorrei ringraziare il grande assente Massimiliano Frassi e l'associazione Prometeo. Spero di non essermi dimenticato di nessuno. Forse mi sono dimenticato di qualcuno. Di voi! Grazie, grazie. Buonanotte, grazie. Buonanotte, grazie. L'applauso più